Ci sono momenti nella vita, ragazzo. E mi vorrebbe il gatto? Il gatto. Comunque dicevo, ci sono momenti nella vita, ragazzo, in cui puoi sentirti abbattuto, giù, depresso, puoi sentirti quasi irrealizzato, no? Un po' legato, no? Legato alle tue incapacità, alla vita che ti tiene stretto e non ti fa correre dove tu volesti correre, ma in realtà no, in realtà sei solo che vitamina D e tutta la chimica del corpo, quindi insomma porta pazienza, ragazzo. Siamo un fiam meteoropatici, no, meteoropatici e quelli di scorese, siamo un fiam meteopatici, siamo un fiam ormonatici, siamo fatti così. E quindi i vecchi o gli antichi, per carità, come che te voglia, quello intendevano col tutto passa. No, spiega ai miei amici signor Antoni che tu hai il ciclo, l'ha detto anche la mamma. No! Sì, sì, hai... No! Oh, No! hai il ciclo di antibiotico fino a quando non l'hai finito, tu hai il ciclo. L'ho capito, L'italiano, ma non quel ciclo. Non non c'è. il ciclo Cosa che c'entra? prendono le Cosa ragazze. c'entra? Al ciclo quello che No, è sempre un ciclo, è sempre un ciclo. Io ho il ciclo elettrico e tu hai il ciclo dell'antibiotico, quindi hai il ciclo. non ok? ho il ciclo. Hai il ciclo. No, Sì. no. Due stuzzichini di pellet glieli metto lì così intanto assaggia, poi decide, no? E vediamo cosa è ordinare. Va bene, mando subito la comanda in cucina. Ecco qua per la signora stufa. Allora abbiamo un primo di pellet di faggio condito con un pochino di pellet di abete. Guarda che macello che mi hai fatto per terra, più pellet per terra che altro. No, è stata la stufa. No. Non si preoccupi signora stufa, puliamo, abbiamo la donna delle pulizie. Non si preoccupi, non si preoccupi. Lei mangi pure che si la frega. Ma guarda, il cameriere ha rovesciato qualcosa. Non pensa. Le crocchette qua, dei pesci. Ti ricordi già come quella volta sei andati allo zoo di Lignano che tu hai messo una monetina e ti hanno dato le crocchette da dare alle capre? Te le ricordi? Erano queste? Guarda quante ne ha la mamma. La prossima volta risparmiamo i soldi, gli porti queste, poi non so cosa cagano, però... We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things. Ci sarà, allora siamo ai primi di marzo Italia, purtroppo come voi sanno c'è stata, e spero non ci sia ancora quando guarderei questo video, la guerra in Ucraina, no? E c'è stato un forte aumento del gasolio, ok, tu queste cose già lo sai, e in teoria dovrebbe esserci uno sciopero dei camionisti 12 giorni, quindi ma in teoria forse potrebbero esserci le difficoltà a reperire i generi di prima necessità, però insomma in poche parole stringi, siccome io la fame l'ho già provata quando ero in Scozia, perché per una serie di motivi, diciamo era un periodo che ero rimasto senza soldi, perché vabbè, senza raccontarla tutta, comunque ero rimasto senza soldi e non avevo la possibilità, perché era sotto le feste, di andare in ristorante a mangiare eccetera eccetera, quindi ho fatto 3 giorni senza mangiare, esatto, non vorrei ripetere questa esperienza, quindi vado a caricare un po' pulmino. Stavo dormendo e poi a un certo punto mi sono svegliato in mezzo a tutta questa gente con i camper, oppure stavo sognando e questa non era una realtà ma era solo il frutto della mia immaginazione. In ogni caso il momento era catartico, Esatto. in quanto avevamo catato un milanese, ossia un lombardo, che per la prima volta nella storia aveva qualcosa da tramandare a livello culinario, ossia queste specie di lingue di suocera, no? Questi biscotti che da noi si chiamano lingue di suocera, lingue di gatto, oh, si chiamano loro, ok? Quindi questo incrocio di dolce vicentino e milanese che si chiama Offella. Offella. Della regione lombarda da Parona, Quindi, provincia di Pavia. oltre al risotto con lo zafferano e l'offella, Basta. appunto, quindi Basta, riconcentriamoci, finito lì, non- ok, su questa offella,
che è un biscotto col burro. Burro e zucchero. Burro e zucchero, grazie al cazzo, prego la figa, quindi- cioè non è che metti il pepe nei biscotti. Ma non ci giurare, ragazzo mio. Ma ci No, sono perché tanti la varianti. vedi, non è, c'è da commerciali, Ci sono tanti da... varianti, no? Beh, Vanno faccio in fare tutto il mondo, caffè alla vaniglia. perché ci sono tante varianti, col cioccolato, col coso. Noi le prendiamo semplici perché per noi del posto sono più buone così, originali, la ricetta proprio perfetta, classica, cose del genere. Non ci piace metterle in mezzo col cioccolato, con questo, con quello. Se tu le prendi automaticamente col caffè o le pucci, Guardate, è un'unione- è buonissima. È unione naturale, Guarda. guardate, si infila naturalmente dentro il Come bicchierino. si infila l'offello? No, Non ma- si infila nessuno. Ma vedi la capacità di vendere le cose? Cioè loro stanno parlando di biscotti con zucchero e basta. Il massimo della variante è stato il cioccolato, perché altro non hanno menzionato. E il caffè? Inzuppato dentro il caffè. Oh. Cioè per me non ha magna i cantuccetti. La mia torta. Olfo, hai interrotto il momento culturale. Mangia la roba lombarda. No, che disastro, l'ho lasciato tutto il caffè. CP, digli, noi andiamo a letto, ma non prima di dire che le batterie della DS Tech, guarda, ci hanno illuminato. Esatto, tutte le luci che vedi sono attaccate all'inverter di Pulmin. Memo per me, memo per Singano: non comprare mai le tisane della Lester House, perché te le spacciano come rilassanti, ma praticamente sono fatte in un modo che se tu gli cavi l'etichetta strappi tutta la busta, cioè per quanto tu delicato hai al rallentatore stai e vai, e tutti i pezzi della tisana ti vanno nell'acqua e là altro che relax, ti girano le balle, hai capito? Quindi questa Singano ti può essere anche d'utile da lezione, no? Come a volte nel commercio, no? Un semplice dettaglio possa fare la differenza, ossia tu vendi la tisana, ma in realtà ciò che importa per la vendita o la non vendita della tisana è il contenitore. Ti può sembrare assurdo? Lo è, non lo è? Non lo so, ma i fatti dicono questo. Singano, scrivi su che ti serve anche a pallavolo. Facciamo una squadra che andrà a recuperare la legna? Pensa che è stato il raduno più improvvisato della storia, eppure ragazzo stiamo iniziando ad essere veramente un disastro e c'è ancora gente che arriva. Non che se vuoi mai far numeri, per carità, l'importante è sempre stare in compagnia, però vedi, non ci avrei scommesso, un po' per il posto, un po' per come è stata pubblicizzata. Un ricordo per me: c'era il peluche, c'era Marco. Aspetta che la dire una roba, aspetta. Iuriello, l'amore bello, se ci sei tu. Aspetta. A che ora vai in figa, Raimondo? Aspetta, sempre a titolo di promemoria, sto qua l'Emanuel. Ora aspetta, perché questo è Johnny Miller, rimango il soprannome. Vedi Olfo come gli ha attaccato. Guardi i blocchi di carne qua che arriva. Sì, no, io volevo farti tutta la storiella che praticamente è successo una volta ad raduno nel Po, ok, che lui aveva portato una porchetta. Olfo si è innamorato non tanto di Johnny ma della porchetta, e difatti guarda, Dio cane che sta come un can e caice. Guarda che misteri, cioè non può neanche viva nell'acqua tosetta appena fatta, guarda, a Nova de Bain, e con l'Olfo l'attacca e caice perché l'ancora sta... Con paraurti in mano. Ma vergognate! Cioè c'è stato un periodo, lo chiamavi, ciao Olfo, com'è? A porchetta de John, ma che cazzo c'entra? Io vivo Porca miseria! porchetta. Però vedi come testimonia l'amico da Brescia. Bel giro, Senti, sembra l'accento a Brescia. Sto qua sì che sei tipico. No, come che a volte con quelli dell'Anteo Security là che se ne a fare il video. Ragazzi, c'è zero figa, zero fatturato, e quando avete preso lo spritz l'avete preso all'Aperol. Ci siamo rimasti malissimo, ma veramente male io e Mirko quella volta. Cioè ci aspettavamo spritz al Campari e uè figa, devo andare a fatturare. Invece niente, ci siamo rimasti veramente male. Comunque vabbè, qua abbiamo la Brescia che si rifà. E nel contempo, non so perché ho iniziato questo discorso, volevo raccontarti un po' l'andazzo dei nostri raduni, che partono sempre col migliore dei propositi, ossia della camminata in compagnia, andare a prendere la legna per fare il foghetto eccetera eccetera. Invece chi ci ha partecipato può testimoniare che dai 9 della mattina
alle circa 11:30, ma dipende, ok, variabile, della sera, si va avanti a fare aperitivo. Basta, tutto là. Qua sei bottiglie tipiche. Manuel, vedi? Esatto, qui un. Bravo, qui un. Che Esatto. viene da cane. Esatto, che viene da cane. Quanta tipicità, Dio caro. Vedi, Manuel mi piace perché è proprio l'esempio le atipicità fatte in persona. Vedi tu? Perdonami, aspetta, perché il momento è catartico, nel senso che ho cattato un'informazione culturale, storica, sulla Brussa, in quanto il nostro amico ci raccontava che quando era giovane, 2 punti, Si parla quasi di 50 anni fa. ieri, Eravamo, e io ero qui a fare il servizio militare, e questi alberi qua che noi adesso vediamo, questa pineta, erano tutti alberelli, cespuglietti. E la prima baracca che è stata costruita era la base di noi militari che dovevamo fare le esercitazioni. Sulla spiaggia c'era addirittura il palco con le tribune dove c'erano tutti gli ufficiali, perché erano delle esercitazioni fatte insieme ai militari americani, agli Marines americani. Ok? E quindi io allora ho conosciuto la Brussa, che qui non si parla del 74. Qui domani mattina riviviamo sto momento. Ecco. Adesso non ho presente qual è la baracchetta, quindi domani che siamo in passeggiata di là. Non c'è più? No, è diventato un bar, perché poi io anni dopo sono tornato, essendo veneto di origini vicino a Portogruaro, venivo qua al mare a fare il bagno, no? E la baracchetta che c'era era diventata un bar. Adesso non c'è più, lì c'è l'ingresso dell'area camper. Sì, pensate. Aspetta, il momento è catartico, nel senso che ho cattato un cane, ok, che non è un cane da caccia, non è un cane da presa, non è un cane da riporto, eccetera, è un cane da batticinque. Ora abbiamo Wolfo che gentilmente si presterà all'esperimento, ok, è Wolfo che si sta cucciando. Wolfo, cuccia tesoro. Batticinque, eccola là. Ma è concentrato che vuole vedere la luce. Mi si lasci dire che questa volta l'organizzazione è stata a livello extreme. Anche da parte della... È stato il momento storico-culturale, quindi questa una volta era a parte nudisti, ok? E l'accesso era consentito alle auto fino in spiaggia, però giustamente ci si ricorda questi simboli degli anni 50 della famigliola che con la 500 era anche proprio uno spot pubblicitario. Con la 600 anche. Andava a fare il picnic in riva al mare, cioè in spiaggia con la macchina, lo fai adesso. Difatti mio papà aveva la mitica 500. Anche a me. Lo fai adesso come minimo Italiga. Minimo. Col tettuccio automatico, perché quando te correva via in autostrada con 500, il tettuccio... Che poi, no, una chicca, se può essere interessante, quella volta che avevano commissionato la prima Fiat 500, non tanto la C che era la Topolina, ma quella dopo che aveva tutto il tetto cabrio, pensa che era stato commissionato quel tetto cabrio per risparmiare sulla produzione della lamiera, non era tanto una questione estetica o pratica, ma era proprio una questione di costi. Infatti quella volta l'aveva commissionata Mussolini la Fiat 500 per risanare un attimo l'economia alle famiglie, no? Esatto. Che non avevano i soldi per trovare lavoro fuori porta o comunque anche per fare la gita, tipo come stiamo facendo noi i picnic, e per far girare l'economia. Allora hanno inventato questa macchinetta apposta, la Fiat 500, che non consumava niente, non costava niente e la gente iniziava a girare, poteva permettersi di andare in giro, no? È stata veramente un'icona questa cosa che non è stata poi capita dalle nuove generazioni, infatti la nuova 500 non c'entra assolutamente nulla. No. In realtà è la Smart, ad esempio, la vera 500. Piccola, non costa niente di bollo, assicurazione, non consuma niente. Quella è la 500, non le linee, era il concetto la 500, non era le linee, hai capito? Quel che fa adesso non è niente a confronto con quelle vecchie. Esatto. Nota culturale, la Fiat 500 è stata un'opera dell'ingegnere Dante Giacosa, il quale ha vinto anche il premio Compasso d'Oro, che era un premio dedicato al design, diciamo, innovativo e particolare di queste forme della materia. No, non sta a domandarmi cos'è sta roba qua, no, non lo so. Perfino Wolfo la i complessi di inferiorità. Con la vista sta roba, le come tico te metti in parte a Rocco Siffredi, cioè te vedi sta roba e te resti anche male. Infatti ti ha visto Wolfo con la codetta in mezzo alle gambe che le andava via così. Quanti cani hai visto? Chi c'è?
Non ho girato video, questo perché niente, volevo stare in compagnia. Però sì, siamo in tanti. Niente, siamo stati tanto bene, stiamo continuando ad essere bene, bla 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 bla, e tutto mangiare bene. Grazie. No, furto di sedie. Grazie mille. Furti di sedie. Perfetto. Fermati! Cos'è? Cioè, vabbè, qui sai, ma ragazzi, l'alcol si usa anche per altre robe, no, raduni organizzati. Sì, guarda che mestieri. Adesso passiamo uno a uno e che mettiamo la mascherina a tutti quanti. Quelli a lei che non sta a filmare, io bevo il prosecco, c'è per carne. Cazzea e prove, cazzea! Mare di colore. Se sappiamo anche una denuncia qua, stai attenti. Tu eri chiara e trasparente come vera. Siamo pompieri. Oggi abbiamo sperimentato il fuoco orizzontale. Stammi un cazzo. Oh! Manca solo che Paolo Bida, ma adesso mi sono accorto che era anche il tamburo, che era i bassi. Cioè, sti robe. Guarda, sempre Italia. No, perché adesso li hai intimiditi. Io ho paura. No, col basso del tamburo. No, perché Parti, Michele! Concentrati. Adesso mi sono perso. Io Bassi, un senti giorno crescerò. Lei next level sto qua. E nel cielo della vita volerò. Metto un po' avanti ancora. Concentrati. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Poi una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile, io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro. Non fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare e a farsi fare l'amore. L'amore da cucinarmi, devo fare costosine qua, eh. No, solo la do. No. Allora, no, non lo so, però. No, una delle mie canzoni preferite, ok? Che come alcuni di voi sanno ci sono stato dietro abbastanza per imparare due frasi in croce, ha subito un'evoluzione meno importante. Quindi adesso, appena ha finito un attimo di polemizzare, esatto, adesso sentirai Francesco che ti canterà la canzone evoluta. Le più dell'Islanda nel zacchino d'oro! Ma va, no! Le no! Non ne credo! No, sul serio? Sul serio? No, vuoi farti a foto? Guarda che io e Fabio siamo andati avanti Guarda che memorosa con conquistare così, per anni, ma sul serio? Boh, fermi Italia, pausa perché il momento è catartico. Era una bugia. Ma basta dai che viva, dai, ma non si può fare neanche il discorso di caro. I salsi! Vieni tutti o no? Dai. Guarda che elementi ogni volta! Non si può andare avanti così in queste maniere! I coriandoli! Esatto, ora che l'hanno finita di prendermi in giro e di approfittare della mia ingenuità e della mia fiducia nel prossimo, sentiamo la versione evoluta, no?
Sì, ma non te la faccio tutta, te la faccio solo che da fine da siciliana. No, qui è il siciliano minchia, esatto. No, dal siciliano. È bellissimo, no, Italia è bellissima. È una fotografia musicale della nostra Italia. Ovviamente si fa attendere come una signorina. Adesso parto. Concentrati. Eccola, ascolta. Stamattina al mercato ho incontrato una siciliana. Siciliana, minchia, la romana fa la puttana, genovese belin, bolognese pompin, veneziana che caga in acqua, Friuli magna polenta, triestino che vai malora. Ci rivedremo domani mattina. In riva del mare. In riva del mare. Bellissima! No, non Martini, no party. Era scritto. No, Devi seguire lui, no, era il Martini. In cerca di guai, Iuri sta attento, non ti pagano mai. Iuri, in cerca di guai. Attento a YouTube che non paga mai. Dopo l'hanno tolta e hanno fatto una cosa un po' più commerciale. Sembrava un po' polemica così, Iuri, in cerca di guai. Iuri, YouTube non paga mai. Sai, allora hanno fatto così. Vai. Donne, in cerca di guai. Donne, telefono che non suona mai. Donne, evviva le donne, 8 marzo! Donne, che bello star qui! Siamo 20 camper, siamo qua con Martì! Andiamo, dai! Bravo! Donne, in cerca di guai. Donne, telefono che non suona